Vado a vedere se è arrivato il tuo umano. Vai, vai, vai. Ciao. Dopo ti diciamo tutto, eh? Andrea? Permesso? C'è qualcosa per te? Consegna fatta a Manuel. L'ha voluto chiamare Roy e da ieri è il suo nuovo amico, un regalo speciale consegnato direttamente a domicilio dall'associazione Il Mio Labrador di Pollenza. Manuel Bortuzzo compie 20 anni e per lui è giocoforza un compleanno speciale, il primo da quella maledetta notte tra il 2 e il 3 febbraio, quando gli spari nel quartiere AXA di Roma hanno cambiato la sua vita di talento del nuoto. Roy, spiega l'associazione, è un cucciolo di Labrador Retriever, un animale che istintivamente è portato ad aiutare e donare infinito amore al proprio partner umano e può diventare un compagno inseparabile. D'altra parte l'affetto non manca attorno al nuotatore trevigiano, 20 anni anagraficamente, ma una maturità che ha sorpreso tutti fin da subito. Penso che se mi vedessi davanti mi metterei a ridere perché non c'ha senso la cosa che hanno fatto, solo questo. Però non ci sarà modo, quindi. Così Manuel parlava di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzani, due responsabili degli spari in carcere dal 6 febbraio, nei confronti dei quali proprio in queste ore la Procura di Roma ha reso noto di essere vicina alla chiusura delle indagini, atto che di norma precede il rinvio a giudizio. Un iter che Manuel dovrà per forza di cose seguire, lui vittima di un agguato tanto assurdo quanto terribile. Ma il neo ventenne ha un altro pensiero e la sua battaglia da subito è stata ed è con se stesso e le sue gambe per tornare a gareggiare. Un saluto a tutti e ci vediamo presto.